Si terranno mercoledì alle 9:30 nella chiesa di San Giuseppe in viale San Marco a Mestre i funerali di Giacomo Benozzi, 23 anni, ucciso ieri mattina a Campalto, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Il ragazzo stava andando a correre a piedi e forse a salutare gli amici diversamente abili che vivono nella comunità Agape, dove lui prestava servizio come cuoco volontario. Un ragazzo adorabile, lascia la mamma Patrizia e il papà Giorgio. Lavorava insieme a me, faceva volontariato con l'associazione Agape, faceva il servizio civile da settembre dell'anno scorso, del 2010. Lavorava qua con le persone diversamente abili, era un ragazzo fantastico. Via Beccaria, il villaggio Laguna di Campalto, è una strada di quartiere, ma la gente corre troppo e non rispetta i limiti ed è diventata rischiosa. Pericolosa, se corrono come si deve, ma se corrono forte come qualcuno lo fa. Ho un amico che è intervenuto proprio lui col 118. Lui stava entrando in via dal Cortivo e ha sentito il botto, si è girato e ha trovato l'incidente. Pochi chilometri da Mestre, sulla riviera del Brenta a Scaltenigo, dove nella notte tra sabato e domenica un'auto con a bordo 3 ragazzi si è schiantata contro un tiglio che costeggia la strada principale del paese. A perdere la vita sul colpo Samuele Spolaore, 24 anni, ex campione di pattinaggio. Una disattenzione potrebbe essere la causa dell'incidente. Nell'auto dove viaggiavano i 3 amici si stava guardando un filmato in un cellulare. La sbandata fatale e la tragedia. Il padre di Samuele, intervenuto nei soccorsi, ha trovato il figlio ancora a bordo dell'auto, allacciato sul sedile alla cintura di sicurezza. Non è ancora stata fissata la data del funerale.